vanno scuse non tiene niente. Si danno a scunnare danno suona, chissà qual giorno ti trova un funno. Si danno a scunna che vuoi anzina ti volla capo un coppo cuscina. Si danno a scunna di questa creatura con 1000 smanie, 1000 paure. 12ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, nuova nave, nuovi artisti, grande fermento e nuovi progetti. 12ª edizione, anche quest'anno abbiamo uno staff di eccezionali artisti, Marisa Laurito, Francesca Marini, Diego Sanchez, Amelio Colella, il raccontatore di Paraostielle, Antonio Siano con i figli. Tutto questo lo possiamo fare e continueremo fino alla 100ª, 200ª edizione, perché Napoli è un bacino e una fucina incredibile di talenti e di arte. Porta sti in mano busto che viene, si non trova se cagna mastiera, che faccia tosta sta vita nera, sa d'affrontare. Francesca, come ti senti a tornare con noi e soprattutto cosa stai preparando? Il tuo show cosa ci presenterà? Allora, sicuramente omaggeremo la canzone classica napoletana e anche qualche interprete più diciamo dei nostri giorni che ha interpretato le canzoni napoletane, come ecco anche ci sarà secondo me un omaggio a Pino Daniele, sicuramente lo farò, e anche a Edoardo De Crescenzo e poi vabbè la canzone regina sarà la canzone classica napoletana, quella che poi io lo dico sempre, se c'è una persona a Napoli che mi conosce io lo devo alla canzone napoletana, quindi grazie a voi che mi riproponete per la 5ª volta questa crociera meravigliosa e quindi sono felicissima di essere con voi anche quest'anno. Tanti artisti bravi, come sempre Napoli è il nido proprio della cultura, della musica e dell'arte. La musica napoletana ha prodotto cose eccezionali e continua a farlo. Io per esempio ho visto e mi sono commosso qualche giorno fa al Trianon uno spettacolo fantastico sulla storia del Festival della Canzone Napoletana, veramente splendido, meraviglioso, mi sono veramente commosso rivedendo quelle immagini e penso che ci valorizza questo, non è che fa un favore a noi, fa un favore alle proprie attività. Ma si trasura piano piano Una cosa che mi fa molto piacere, tu hai parlato di nuove navi, però noi quest'anno siamo tornati un po' indietro con gli anni perché abbiamo ripreso Opera, che è stata una delle prime navi che ha dato l'inizio a questa nostra crescita esponenziale. E ovviamente una nave totalmente ristrutturata, reduce dall'operazione Rinascimento nel 2016, però è proprio adatta e indicata ad ospitare la platea e il pubblico di questa edizione, quindi una nave molto calorosa, a dimensione umana e sicuramente sarà l'ennesimo successo. Ovviamente aspettiamo di avere questa kermesse anche a bordo di una delle ultime nate in casa MSC. Noi siamo stati eccellenti nel cinema, nel teatro, nell'arte, nella cultura, nella storia, nella musica napoletana e nella lingua napoletana. Allora faremo delle lezioni di napoletanità a tutto tondo, l'orgoglio della napoletanità anche attraverso in maniera leggera, attraverso i paraustielli, che il paraustiello è questa iperbole verbale che il napoletano utilizza per dire cose magari banali, però le fa sempre molto complicate. A Napoli, sai, per dire che due hanno litigato, si dice si sono rotte le giarratelle, insomma, oppure per dire semplicemente che uno sta istigando un altro, chi le sta mettendo un pepe in culo a zoccola. Bene, spiegheremo l'etimologia di queste storie meravigliose, di queste frasi, di queste iperboli verbali che sono appunto il sale della lingua napoletana. E sono molto contenta e sono molto ammirata di quello che fa il signor Spinosa per questa iniziativa bellissima che coniuga la cultura con la musica. Ed anche l'amicizia. Certo, come no, anche l'amicizia. Dai strade Napoli che sono palcoscenico. Dai gente Napoli che stavano palcoscenico. Su scena comica, su scena tragica, mentre si recita si canta.
Napola, 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 acqua fresca di sapere. Antonio, quest'anno di nuovo con noi in crociera, cosa stai preparando per i nostri ospiti? Insomma, abbiamo preparato delle belle orchestrazioni, delle canzoni, non dico nuove, però insomma, chiaramente sono canzoni che vanno da un minimo di 30 anni a un massimo di 300 anni, insomma, quindi giovanissime. Facciamo un repertorio classico e quindi cercheremo di allietare i nostri ospiti con la nostra musica. Davvero Napoli è un territorio senza confini, non ha possibilità di essere rinchiusa in un format. Si inventa ogni giorno qualcosa, si ritrova ogni giorno qualcosa dovunque si vada. Se gira e vuota, se vuota e gira, se Cato chiama cicciandone, cato chiama per poggi. Lo batte riga, non batte. Troppo napoletano, troppo napoletano. Troppo. Cantiamola in francese. Se gira vuota, se vuota gira, se cato chiama cicciandone, cato chiama per uscire. Chi lo batte dire, ti piace di più. Sono in compagnia di Marisa Laurito, l'ospite d'onore della 12ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, un'artista che non ha bisogno di presentazioni, però signora Laurito si è mai esibita in una cornice galleggiante, in un teatro galleggiante? No, veramente questa sarà la prima volta, è un bel modo di farsi vedere o di appunto di parlare con tante persone che sono lì per divertirsi ma anche per imparare, perché i viaggi fanno parte anche del viaggio, fa parte anche un apprendimento di cultura non solo artistico ma anche geografico e appunto monumentale. Arriva dei nostri giù dei monti del Far West, arriva dal nord a sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori ci già, si levano in piedi e battono le mani. Adoro il Mediterraneo, ho scritto tante cose, peraltro anche un libro bellissimo di ricette che si chiamava Le ricette del Grande Sud, cioè che raccoglieva tutte le ricette dei sud delle popolazioni mediterranee. Quindi sono sempre stata portatrice, favorevole e appassionata della dieta mediterranea, quindi penso che ci sto bene in tutto questo. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto occhi fatte chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu begge una vipera, mendussa catalana, ma non posso più campare. Perché Napoli non ha mai fine, sia dal punto di vista musicale, artistico e culturale. Ci vediamo dal 21 al 28 settembre 2019 a bordo di MSC Opera. 12ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Vi aspettiamo? Un bacio a tutti, ciao Napoli Live, un bacio. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Femmina, tu sei la più bella femmina, voglio bene e t'odio, non ti posso scordare.